Buon pomeriggio ai telespettatori di Telecolor. Oggi parliamo di emergenza incendi all'interno del nostro Sicilia 24 Focus, l'approfondimento di Telecolor in coda appunto al TG. Emergenza incendi, una settimana davvero importante questa per la Sicilia a causa delle temperature, un po' si sono mitigate proprio in queste ore, però insomma l'emergenza incendi, come ogni estate aggiungo io, rimane per un territorio che non è probabilmente salvaguardato a dovere. Ne parleremo oggi con il nostro ospite che è il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, l'ingegnere Salvatore Tafaro. Buon pomeriggio ingegnere. Buon pomeriggio a voi. Comandante, allora insomma per voi questi sono settimane, insomma mesi davvero caldi, mi permette il gioco di parole, insomma perché insomma voi siete impegnati su tutti i fronti che riguardano appunto gli incendi, le emergenze, il fuoco, oltre all'ordinaria amministrazione che i Vigili del Fuoco svolgono. Diciamo che in questi giorni siamo andati oltre l'ordinaria emergenza, se possiamo definirla così, perché dal 24, dal 25 in poi per 3 giorni sono stati dei momenti, dei giorni molto difficili, sia per le temperature che per gli incendi, che per il vento, insomma le condizioni in generale che non hanno reso facile, diciamo, il lavoro dei soccorritori in generale, non solo dei Vigili del Fuoco ma anche di tutti gli altri enti che ci hanno collaborato. Allora, voi siete sempre, come dire, voi siete quello che fanno i sindaci normalmente quando ci sono le emergenze incendi, cioè siete sempre in prima linea e siete, come dire, il primo interlocutore dei cittadini che in questi casi sono davvero sempre spaventati, ovviamente non comprendono la gravità di un rogo, se è pericoloso, se può essere pericoloso da lì a breve, se è, come dire, facilmente raggiungibile o difficilmente raggiungibile. In questo caso voi dovete fare anche quest'opera, diciamo, in qualche modo psicologica nei confronti dei cittadini. Allora io intanto do il numero di telefono, lo ricordo, 342 745 5005, la nostra linea di WhatsApp, quindi se volete scriverci per intervenire all'interno della nostra trasmissione, per interloquire con il nostro ospite, ovviamente fatelo attraverso dei messaggi di testo, non mandateci messaggi vocali, non mandateci video perché non possiamo guardarli e leggerli, soprattutto perché siamo in diretta. Dicevo, comandante, siete insomma il punto di riferimento dei cittadini, quante volte vi siete sentiti dire eroi, poi però in questi casi insomma di estrema emergenza siete in qualche modo anche abbandonati non dai cittadini ma dalle istituzioni? No, io non mi sono e non definisco eroi i Vigili del Fuoco, in effetti sono coloro che fanno il loro lavoro e il loro lavoro è il soccorso tecnico urgente. In questi casi si va oltre, diciamo, l'ho detto prima, oltre il soccorso ordinario, se così lo possiamo definire, e quindi forse in questi casi ci vorrebbero più opere di prevenzione, più una cultura della prevenzione di cui già se ne è parlato tanto, però poi in effetti è poco praticata. Allora andiamo con ordine perché in Sicilia proprio in questi ultimi giorni sono stati effettuati migliaia di interventi, nel sud Italia addirittura c'è un numero complessivo dato dal Ministero della Protezione Civile, praticamente quasi 10.000, 9.846 interventi di Vigili del Fuoco, sì, che è un numero impressionante perché un intervento, no, comandante, ce lo spiega anche lei, ci aiuti a raccontarli questi interventi di Vigili del Fuoco, diciamo, partono dalla chiamata ma poi bisogna andare sul campo, molto spesso sono zone disagiate, bisogna intervenire, bisogna assicurarsi che il rogo sia spento, quindi già un intervento è importante. Sì, diciamo, la segnalazione parte dalla richiesta di aiuto, parte dal numero unico, no? Il numero unico che è il 112, ormai questo lo sappiamo tutti, però da là poi dopo il centralino appunto del 112 smista in funzione delle necessità, in funzione del tipo di soccorso, in questo caso, nel caso appunto di incendio o di altre tipologie di interventi che riguardano appunto i Vigili del Fuoco, lo smistano alla centrale operativa, alla sala operativa dei Vigili del Fuoco. Da qua parte tutto, da qua parte tutta la macchina dei soccorsi che può essere la semplice, tra virgolette,
APS, quindi un camion dei pompieri, un'autopompa serbatoio, un'autobotte, ma può essere anche una serie di auto o nuclei specializzati in funzione del tipo di comandante, commentiamo anche queste immagini, queste che stiamo vedendo. Questo è un casale danneggiato ovviamente dal fuoco, ma sotto vediamo proprio i mezzi di cui parlava lei, la semplice autobotte, poi c'è un camion cisterna direttamente che diciamo, in base alla gravità interviene anche nei punti, porta tanta acqua e ovviamente lì vuol dire che l'incendio è di una gravità inaudita. Sì, questo evidentemente è stato un incendio di vaste proporzioni dove i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare il salvabile. Il tetto in legno difficilmente si salva, è quello che stiamo vedendo. Allora, quali sono stati i fronti più caldi di questi giorni? Facciamo un po' il riepilogo della settimana in questo caso. Potrei dire tutta la provincia, però i fronti più caldi sono stati quelli del comune di Valverde, Acicatena, Acireale, Pedara, Nicolosi, Catania stessa. Allora, comandante, ci sono bastati i vostri uomini, cioè quelli del comando provinciale di Catania, come avviene spesso in questi casi, arrivano in soccorso anche da altre province o addirittura da fuori dalla Sicilia? No, in questo caso la direzione regionale ha subito raddoppiato i turni, quindi raddoppiare i turni vuol dire raddoppiare il personale. Non solo questo, ma ha anche inviato delle squadre da altre province, da altre regioni. Raddoppiare il personale che significa non immettere nuove unità? Raddoppiare i turni vuol dire... cioè la stessa persona che svolge... Fare dei turni di 24 ore con 2 turni in servizio contemporaneamente e quindi abbiamo un raddoppio del personale. Ovviamente questo ci dà un po' più di sollievo, nel senso che abbiamo più personale a disposizione. In questo caso evidentemente in alcuni casi, in alcune parti della giornata, 260 interventi in coda, non bastava niente, non è bastato il raddoppio, non sono bastate le squadre che sono arrivate dagli altri comandi, seppur hanno dato una valida mano, un valido aiuto. Abbiamo tutti in mente quelle immagini dei suoi colleghi, insomma, stanchi, sfiniti dopo la fine degli interventi, sudati, sporchi, ovviamente diciamo, con un grandissimo senso del dovere sul campo. Leggo un po' di messaggi che stanno arrivando, ovviamente i Vigili del Fuoco sono voluti bene, no? Tra i corpi, diciamo, tra le forze dell'ordine nazionali sono diciamo, probabilmente quelli a cui la gente vuole più bene, proprio per quello che dicevamo prima, se li sentono molto vicini. E allora, le leggo un po' di messaggi. Sono Marcello da Catania, guardo la trasmissione, voglio elogiare i Vigili del Fuoco, sono veramente degli eroi, onore a voi. Ancora, intanto grazie a tutti i Vigili del Fuoco per l'impegno nella salvaguardia delle vite del territorio. Perché i comuni non prevedono di installare idranti per il rifornimento delle autobotti piuttosto che fare intervenire diciamo, delle autobotti che devono arrivare sempre dal comando centrale? Si perderebbe meno tempo e probabilmente si opererebbe meglio. Ma questo è già in realtà previsto, questi lavori di miglioramento dei presidi antincendio nei comuni è già previsto dal Codice di Protezione Civile. E quindi ovviamente si devono spendere delle risorse, no? I comuni devono anche allertarsi, insomma, organizzarsi in questo senso, è da un po' di anni che però devo dire a vantaggio dei comuni che stanno lavorando anche in questo senso. Su questo si può comunque ancora migliorare. Poi ci chiedono come mai non c'è una caserma dei Vigili del Fuoco a Librino, che è una zona calda, diciamo. In realtà ci sarebbe l'aeroporto. No? Quella zona è già in effetti coperta dal distaccamento sud. Dell'aeroporto non ne parliamo perché l'aeroporto serve esclusivamente l'aeroporto, quindi il servizio antincendio aeroportuale.
Allora, sento lamentare gente che non ha ricevuto soccorsi richiesti, senza sapere però, e questo lo dice lo stesso telespettatore, che il corpo è sotto numero di mezzi e di uomini. Ho visto e ascoltato in diversi servizi televisivi richieste di invio di mezzi e uomini per incrementare il corpo, ma allora lo Stato in questo senso non ci sente, ci dice il nostro telespettatore? No, diciamo che buona parte del motivo per cui siamo diciamo, i qualificati sono sotto organico in questo momento deriva dal fatto che molti di loro vanno in numero superiore a quello previsto in pensione, per cui ripristinare quindi l'organico è abbastanza difficile a livello centrale. L'amministrazione però, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha organizzato, oggi è finito un corso e si è concluso un corso di nuovi capisquadra. Quindi Quello l'amministrazione diciamo della polemica, mi faccia fare questa... insensibile diciamo, a questo. Dovremmo avere invece, più che formare nuovi capisquadra, dovremmo avere un incremento di organico, e io parlo per Catania ovviamente, per l'importanza che la provincia di Catania riveste. Beh, ingegnere D'Afaro, lei in realtà parla per Catania perché è comandante di Catania, ma è stato comandante a Trapani, a Messina, a Siracusa è stato dirigente, quindi insomma la Sicilia la conosce molto bene, in realtà sa che questa è una regione isolata anche da questo punto di vista, per avere gli aiuti, così come avviene in altre regioni, dalle regioni vicino, qui si impiega il doppio del tempo se va bene, perché bisogna attraversare lo stretto, cioè le famose colonne diciamo, dei mezzi di vigili del fuoco tardano anche per questo ad arrivare quando dovesse esserci un'emergenza più importante. Questo è un progetto che va avanti già da diverso tempo ed è il progetto di potenziamento dell'organico per rendere la Sicilia stessa autosufficiente in caso di calamità, perché non possiamo aspettare ovviamente, come diceva lei, i soccorsi dalle altre regioni, perché in qualche caso, come in questi giorni, dobbiamo avere subito le risorse disponibili per fronteggiare l'emergenza. Cioè, facciamo un esempio, se la situazione è grave è martedì, se partono gli uomini da Lazio e Abruzzo, come sono arrivati in questi giorni, ben che vada arrivano il mercoledì sera. 8 ore, 10 ore. Insomma, certamente aiutano, ma insomma, non sono decisivi. E poi, voi lo vedete meglio di chiunque altro, c'è un'emergenza piromani, perché poi sono questi che innescano per la maggior parte dei casi questi roghi. Meno sono quelli fortuiti, molto di più quelli dolosi. Su questo io sono molto chiaro, ho detto sempre, quando noi parliamo di autocombustione parliamo di una cosa inesatta, anzi io non parlerei mai di autocombustione quando si tratta di incendi di vegetazione o di erbe o di boschi, in realtà c'è sempre una mano esterna, o colposa o dolosa, quindi in molti casi è dolosa, in qualche altro caso invece è incendio di natura colposa, ma comunque sempre un'origine esterna. C'è un nostro telespettatore che su questo tema è veramente diciamo, risoluto e ci dice: ai piromani 2 anni di galera senza condizionale e sequestro di tutti i beni mobili e immobili e non meno di 200.000 euro almeno di sanzioni amministrative. Perché lo ricordiamo, insomma? E qui non si tratta di appiccare un fuoco e poi aspettare che qualcuno lo spenga. In questo fuoco ci sono vite umane, ci sono storie di vita familiare, perché quando un cittadino perde la casa certamente perde un pezzo di vita. E poi ovviamente il rischio vostro che intervenite. C'è tutta una serie di circostanze, l'ha detto lei, c'è la memoria che si perde, c'è un bosco che si perde, ci sono decine e decine, qualche volta boschi secolari che si perdono, proprietà che si perdono, quindi in pochissimo tempo. Quindi bisogna tenere conto anche di questo, bisogna fare un'azione di sensibilizzazione reale, secondo me, di tutta la questione che riguarda la sicurezza in generale, no? Non solo degli incendi boschivi,
Non a caso appunto il reato di incendio boschivo è stato aggravato, no, come pena da poco. Un telespettatore ci chiede, ma la prevenzione si fa? Cioè, e dove si fa? Come si fa? La prevenzione si fa. Potrei dire che c'è molto da fare ancora, c'è molto da fare e diciamo che molto è stato fatto rispetto ai primi anni del 2000, non a caso nel 2000 venne emanata la legge sugli incendi boschivi, no? Quindi la legge 353. Poi dopo un'ordinanza di Bertolaso, quando ancora Bertolaso era capo della protezione civile, ci furono diversi incendi con morti nella zona del Messinese, nella zona del Calabrese. E allora da quel momento in poi, potrei dire nei primi anni del 2000 in poi, si parlò di piani di interfaccia, quindi piani di emergenza che tengono conto appunto dell'interfaccia bosco e proprietà edifici. In tutto questo ovviamente occorre fare un'opera di prevenzione, occorre prevenire, occorre pulire, occorre fare i tagliafuochi, un po' tutte quelle opere che limitano, non eliminano, il rischio non è mai zero come siamo abituati a dire, però limitano sicuramente le conseguenze. Senta, ricordiamo anche ovviamente, fortunatamente ci ritroviamo a raccontare anche un incidente, il vostro collega diciamo in elicottero, fortunatamente illeso, anche lì no? Il racconto di questi incendi, anche questo. Allora, diciamo, lei dal suo ruolo di comando, di comandante, cosa si sente di dire ai cittadini? Cioè, come vi possono aiutare in qualche modo, anche nella vostra azione, per essere più incisivi? Allora, si è parlato sempre di autoprotezione, che vuol dire noi dobbiamo appunto sensibilizzare, come ho già detto molte volte, i cittadini per il primo intervento. Quindi loro devono sapere, i cittadini devono sapere cosa devono fare dal primo momento, quindi quando l'incendio ancora può essere attaccabile, anche con piccoli accorgimenti. Oltre alle misure di prevenzione di cui abbiamo parlato prima, anche misure di protezione, misure di autoprotezione, quindi i comportamenti giusti, corretti, perché l'incendio non si evolva. E soprattutto quando, diciamo, divampa e avanza, meglio andare via piuttosto che cercare di spegnere. Allora noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo perché ci sono ancora qualche domanda arriva ancora dai nostri telespettatori. Come sempre quando ci sono i Vigili del Fuoco con noi in trasmissione i telespettatori si affezionano, ma sono ovviamente incuriositi anche delle vostre attività, quindi ne parliamo subito dopo la pubblicità. Rientriamo all'interno del nostro focus di oggi, stiamo parlando di emergenza incendi, lo facciamo con il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, l'ingegnere Salvatore Tafaro. Arrivano un sacco di messaggi alla nostra linea WhatsApp 342 745 5005, tante curiosità ma anche tanti ringraziamenti all'opera dei Vigili del Fuoco. Guardi, le leggo questo perché so che diciamo, fa piacere, potrebbe fare piacere a lei e ovviamente anche a tutti i suoi colleghi. Dalla Germania un grazie di cuore a tutti questi eroi per quello che hanno fatto per la mia Catania, siete grandi, quindi questo insomma la vicinanza, no? che fanno piacere che fanno piacere. C'è stato un cambio però, no? Comandante, diciamo nella percezione del ruolo dei Vigili del Fuoco, cioè c'è stato un cambio di passo probabilmente datato in un particolare periodo storico, mentre prima i Vigili del Fuoco, no? Era il corpo insomma bonario, no? delle forze dell'ordine dello Stato, c'è stato un cambio diciamo anche epocale, storico nella percezione del Vigile del Fuoco che adesso oggi è visto davvero come diciamo, un ruolo importante e fondamentale per i presidi di sicurezza. Ma il lavoro del Vigile del Fuoco è stato sempre un lavoro fatto in silenzio, quindi silenzioso, senza proclami, senza altro, per cui senza vanti in pratica. Diciamo che durante le ultime emergenze, le ultime grandi calamità, forse
il lavoro e la specializzazione, ma soprattutto la professionalità dei Vigili del Fuoco ed il sacrificio, perché questo non dimentichiamo, c'è anche in mezzo al lavoro dei Vigili del Fuoco, c'è soprattutto sacrificio di persone che vanno a rischiare la propria vita lontano dalla propria famiglia. È stato soprattutto durante le grosse calamità. Durante le grosse calamità, io mi ricordo una fra tutte, insomma, il terremoto dell'Aquila del 2009, poi io ho partecipato anche al terremoto di Haiti, quindi a missione internazionale, e subito dopo i vari terremoti e calamità che hanno dimostrato, siamo ai primi anni del 2000, hanno dimostrato come la tecnologia associata alle nuove procedure, no, migliorava sensibilmente l'opera dei Vigili del Fuoco nel servizio tecnico urgente, nel soccorso tecnico urgente. E quindi questo poi ha aiutato, sicuramente poi i media hanno fatto la loro parte, no? Si sono avvicinati anche loro e noi pure ci siamo avvicinati ai media, per cui diciamo, si è conosciuto un po' più da vicino il lavoro che i Vigili del Fuoco in effetti svolgevano. Certo, chiarissimo, insomma c'è stato un cambio di passo e poi ovviamente le specializzazioni, come dice, perché diciamo, l'operazione di emergenza e soccorso oggi si utilizza, insomma, anche dei sistemi all'avanguardia di sicurezza che devono essere conosciuti e applicati, insomma, anche da chi insomma, si prepara a farlo. Su questa storia del corpo e del poco organico si scaldano però i nostri telespettatori, è sempre la stessa storia, se ne parla ogni anno in questi 3 giorni, poi insomma non c'è mai nessun politico che dice sono intervenuto, adesso non c'è più questa carenza dei vigili del fuoco. Insomma, forza e coraggio a tutti i vigili del fuoco. Hanno appena costruito una sede regionale della protezione civile a San Giovanni della Punta, dove insistono centinaia di mezzi. A cosa serve se non in questi casi tanto denaro pubblico e spesso a che scopo? Noi lo ricordiamo, voi siete corpo di protezione civile e quindi insomma in questo senso sì, diciamo, nel codice di protezione civile siamo individuati come appunto la forza più importante di protezione civile. È la forza fondamentale di protezione civile, oltre a tutti gli altri enti e amministrazioni che fanno parte appunto del sistema di protezione civile. In effetti, diciamo, anche qua, negli ultimi anni è notevolmente e sensibilmente aumentata la sinergia che esiste tra i vari enti, aiutando e migliorando notevolmente questo, il soccorso in generale, quindi la protezione civile, Vigili del Fuoco, prefettura, comuni, insomma lavorando insieme, ovviamente moltiplicando le forze, si migliora il lavoro. Allora, guardate, al di là degli incendi, diciamo i roghi che abbiamo visto in questi giorni, c'è un incendio insomma, che a Catania diciamo, ha fatto gridare allo scandalo, che è l'incendio scoppiato all'aeroporto di Catania, che attualmente sta paralizzando insomma, il trasporto aereo di mezza Europa con disagi per i passeggeri. Che ci dice di questo? Voi siete intervenuti, insomma. Vi posso dire che noi siamo intervenuti, abbiamo spento l'incendio, ma non di più. Avete lavorato quanto? Perché anche lì no? Poi si è fatta filosofia anche su questa. Poi avete comunicato che avete lavorato poco, diciamo, per spegnere l'incendio, insomma era un incendio tutto sommato. No? Quello che si può dire, perché sapete tutti che c'è un'indagine della procura e quindi molte cose non si possono dire, è che l'incendio è rimasto limitato, è stato limitato, ma una forte produzione di fumo, l'avete visto anche dai video che giravano sul web, ma si è spento sempre con l'opera dei Vigili del Fuoco in circa un'ora, forse di meno. Dalle vostre, insomma, da un primo occhio, ha funzionato tutto secondo lei? Non posso dire niente. Noi facciamo domande, questo è il nostro. Allora, siamo in chiusura, tanti ancora, guardi, gliene leggo qualcun altro, giusto per così anche rincuorare un po' i Vigili del Fuoco che hanno lavorato in questi giorni. Soldi che danno ai calciatori li devono dare ai Vigili del Fuoco, loro li meritano. Poi ancora, qualcuno ci chiede quando esce il concorso per diventare Vigili del Fuoco? Perché insomma
E io rispondo di essere sempre attenti e collegati al sito vigilfuoco.it. Perché poi in tanti insomma, si appassionano, no, a questo mestiere, proprio per il grande sacrificio che voi mettete in campo. Allora, ingegnere, la nostra mezz'ora è volata come sempre. Intanto grazie anche da parte nostra ai Vigili del Fuoco per tutto quello che fanno, non solo in queste ore di emergenza incendi, ma per quello che è l'emergenza di tutto l'anno, perché poi d'inverno ci sono le alluvioni, le bombe d'acqua, questo clima impazzito insomma, che ci mette sempre in difficoltà. Voi siete sempre là in silenzio a lavorare senza vantarvi di nulla, quindi grazie a nome nostro e a nome dei cittadini alla grande opera dei Vigili del Fuoco. La nostra trasmissione finisce qui, non so se vuole aggiungere qualcosa da dire ai cittadini, questa è la nostra telecamera se vuole. Ai cittadini, oltre quello che ho detto prima, quindi aiutateci, denunciate se vedete, se vi accorgete che c'è qualche persona malintenzionata appunto, che potrebbe fare danno come ha fatto in questi giorni. Allora, grazie al comandante provinciale del Comando dei Vigili del Fuoco di Catania, l'ingegnere Salvatore Tafaro, grazie ai nostri telespettatori per essere stato con noi, il nostro focus di oggi finisce qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento con il nostro approfondimento ovviamente la prossima settimana, grazie. Grazie a voi.